Continuano i controlli in città, soprattutto nella zona attorno a Prato della Valle, per identificare e trovare il molestatore che giovedì pomeriggio ha palpeggiato 6 giovanissime donne. Il molestatore ha agito di tardo pomeriggio, scegliendo le sue giovani vittime mentre facevano jogging o passeggiavano sole in Prato della Valle. E oggi le ragazze che abbiamo incrociato qui ci hanno detto che preferiscono venire in Prato solo durante il giorno. Purtroppo queste zone, le persone giovani, soprattutto le ragazze, soprattutto non le sentono più così sicure. Quindi credo di sì, soprattutto nel vestirsi. Sarebbe sbagliato, è sbagliato dover proteggersi dagli altri, però è una cosa che bisogna fare. Sinceramente ultimamente non vengo più la sera qua. Una volta, tipo un mesetto fa, venivo. Però eviterei questi posti la sera, sinceramente, adesso che ho sentito ho un po' paura, sì. Secondo me più che altro la sera bisogna stare un po' più attenti, ma di giorno comunque c'è abbastanza movimento, penso, comunque è abbastanza tranquillo. Mi fa strano che alle 5:30, ok che fa già buio, però è comunque abbastanza presto, mi dà fastidio, nel senso, però non mi sento proprio, né sicura, però non è che ho il panico di venire qua. Faccio attenzione, sempre. Io la sera preferisco, va bene che vado in palestra qua, vicino, ma un po' pericoloso. Quindi eviti Prato Non è che evito. Prendo quella strada e vado io abito in centro. Secondo le testimonianze, il molestatore avrebbe la carnagione scura e ha avvicinato le vittime con la scusa di chiederle l'elemosina, poi le ha palpeggiate con violenza, provocando in un caso ematomi al seno.